È la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea diretta con noi per quanto riguarda gli approfondimenti di friulitv.net. È già collegato, e ve lo presentiamo subito, il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna. Abbiamo dovuto fare, come si dice, un collegamento veloce, ma ce lo spiegherà perché il sindaco direttamente, per dei problemi tecnici, no signor sindaco? Perché vi hanno tracciato un cavo di collegamento, almeno così mi raccontava in bassa frequenza. Sì, esattamente. C'è stato un danno nella località del comune di Socchieve in cui è stato tranciato il cavo, diciamo, principale di adduzione della dorsale per internet. Quindi siamo un po' limitati nei dati. Abbiamo avuto il comune praticamente tutta la giornata di stamattina in stand-by. Chiaro. Senta, allora apriamo questa nostra diretta e approfittiamo del fatto che c'è la linea, dunque ci teniamo, come si dice, sul pezzo. Stagione invernale è andata come è andata, nel senso che non è andata, però c'è stata tanta neve quest'anno. State già lavorando per quanto riguarda, si spera, la bella stagione, no? Perché almeno a quanto pare dal 20-25 del mese probabilmente si comincerà a sentire odore di riapertura. Sì, assolutamente sì. Abbiamo una stagione molto ricca di eventi. Stiamo lavorando con la rete di imprese Dolomiti Forni di Sopra, Dolomiti Tutti i Sensi. Abbiamo un calendario ricchissimo. Ci sono circa 134 attività che si terranno sul territorio, tra uscite con le guide alpine, passeggiate con l'asino Biagio, eventi creati dal gruppo Iceman, quale il volley, tornei di calcetto. Abbiamo le due feste più importanti, che c'è il weekend della festa delle erbe e il weekend della festa dei funghi, che quest'anno sarà arricchito anche del simposio del legno che si chiama Profumo di Resina, dove ci saranno scultori più importanti dell'arco alpino italiano che verranno, utilizzando dei tronchi degli schianti di vaia, verranno a lavorare per creare delle statue che andranno ad arricchire il percorso del Sentiero del Bambino, e quindi devo dire che siamo pronti, muscolarmente tonici, pronti ai blocchi, insomma. Chiaro. Senta, ne abbiamo parlato più volte con lei durante le nostre dirette, gli appuntamenti, per rimarcare, no, questo fatto delle chiusure che giocoforza hanno pesato parecchio non solo sul bilancio del comune, ma ai noi in generale. Sì, diciamo che adesso abbiamo proprio la necessità di partire. Quello che abbiamo potuto fare come comune di interventi anche dal punto di vista economico li abbiamo fatti, siamo intervenuti per abbassare la Tari, l'IMU, siamo stati in grado con le casse comunali di compensare alcune attività, però chiaramente l'attività, se non produce, se non è aperta e non fa reddito, è in crisi, e oggettivamente adesso hanno bisogno veramente di partire. E questa è la cosa importante, non partire, perché i soldi devono girare, l'economia deve tornare a muoversi, non si può rimanere fermi, gioco forza all'infinito, soprattutto senza prospettive di ripartenza. Assolutamente sì, anche perché ci sono mutui da pagare, ci sono stagionali che non hanno percepito stipendi e quindi oggettivamente sono a carico delle proprie famiglie, e quindi la situazione è tesa, tesissima. Basti pensare che sono aumentati anche le richieste per i buoni alimentari e via dicendo. Queste sono cose che non, di un paese che economicamente è sempre vantato una forte trazione commerciale e turistica, essere in una situazione di stasi, anzi di crisi profonda.
Chiaro. Senta, io ho visto attraverso il canale Telegram in particolare che ci sono, come ha già accennato lei, iniziative per riattrarre, no? Non solo virtualmente, ma anche fisicamente sul territorio da qui a settembre. Sì, abbiamo diverse attrazioni, ma anche per, ti direi, per cercare di venire a vivere in maniera stabile a Forni. Abbiamo degli incentivi sugli affitti, abbiamo degli incentivi sul riscaldamento, dove su col 110% ci si può collegare ai 3 chilometri di rete di teleriscaldamento che abbiamo per usufruire di una fonte rinnovabile, prima di tutto di energia termica pulita, ma anche a un costo veramente inferiore rispetto al gas e quindi potersi scaldare. Abbiamo tutta una campagna di aiuti anche per chi abbia intenzione di utilizzare o riprendere in mano le case del centro storico, riuscire a renderle abitabili e stare qui. Chiaro. Senta, abbiamo detto quest'anno tanta neve, no? Purtroppo non si è potuta sfruttare gioco forza per quanto riguarda il turismo, però immagino che per quanto riguarda anche la raccolta dell'acqua, in un certo senso per la prossima stagione, quella calda e quella estiva in particolare, insomma, ci sarà un importante deposito naturale che si è comunque accumulato nel caso d'emergenza per quanto riguarda la siccità o questioni idriche potabili. Beh, per il momento siamo bene, ne abbiamo in abbondanza. L'unica cosa che fa sempre un po' paura in un paese di montagna sono le eventuali rotture, perché abbiamo subito prima della grande nevicata abbiamo avuto quel periodo, quei 2 giorni alluvionali che hanno provato delle rotture sulle dorsali principali. Bisogna sempre stare un attimino attenti. Noi abbiamo anche in progetto una nuova dorsale proprio di acquedotto che potrebbe andare a controalimentare quella esistente per non lasciarci senza acqua. Comunque diciamo che il tutto fa ben sperare perché ci sia una bella primavera e un'estate tranquilla, insomma. E questa è una cosa importante da vivere, soprattutto quello che ci auguriamo nella massima sicurezza, sconfiggendo di fatto quella che è questa pandemia che da un anno e poco più insomma ci sta martirizzando in casa e non ci lascia insomma in un certo senso poter tornare a vivere in serenità, in tranquillità quella che è la nostra terra e questo amato Friuli che in meno di un'ora si può tranquillamente visitare dai monti al mare o viceversa. Beh, soprattutto qua una cosa che le persone possono avere rispetto alla città è godere veramente di un'area pulita, incontaminata, un'area delle Dolomiti e quindi fare una riserva di ossigeno anche per magari, lasciatemi passare la battuta, dei polmoni stressati dalla clausura delle abitazioni, no? Quindi venite su a respirare a pieni polmoni anche l'area delle Dolomiti. Vedrete che Forni di Sopra in Dolomiti tutti i sensi vi accoglie a braccia aperte. E questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Io, signor Sindaco, la ringrazio, avremo occasione con lei di rivederci poi nel fine della prossima settimana, perché saremo direttamente sul posto, proprio a Forni di Sopra, con alcune finestre informative nel corso della giornata, veramente un'intervista con lei, ma andremo a sentire anche alcuni operatori del settore non solo turistico per capire insomma direttamente dalla loro viva voce quello che sta accadendo e soprattutto le speranze, nella speranza che qualcuno da Roma non bocci tutto o non boccia tutto e praticamente non si ricominci da capo da dove siamo rimasti fermi qualche settimana fa. Benissimo, un abbraccio a tutti e vi aspetto. Bene, noi diamo appuntamento, io ringrazio il Sindaco perché chiaramente come ho detto in apertura ci sono, e lo ha confermato il Sindaco, ci sono dei problemi sul collegamento video e audio, non per colpa nostra, nemmeno per colpa del Sindaco, durante dei lavori, come è stato detto, è stato tranciato il cavo principale che connette praticamente quasi tutta la Cardia attraverso la fibra di supporto e dunque siamo già tanto che siamo riusciti insomma a fare questi 10 minuti, grazie signor Sindaco e buona giornata di nuovo a lei. Arrivederci a tutti. Bene, per quanto ci riguarda vi diamo appuntamento più tardi con la nostra linea informativa, vi daremo aggiornamento anche per quanto riguarda la Serie D, le squadre sono in campo in questo momento, anzi approfitto per darvi velocemente dei 2 risultati proprio
al volo per dire che per quanto riguarda le nostre squadre regionali, il Chianis Muzzane, quando mancano all'incirca 15 minuti al termine, sta vincendo in casa per 2-0 contro il Cartigliano, mentre per quanto riguarda, devo spostare il giocoforza, mi scuso, la webcam perché ce l'ho proprio impallata davanti, è bello della diretta anche questo. Dicevo, per quanto riguarda invece la Manzanese, è in vantaggio a Belluno per 2-0 quando mancano all'incirca anche qui un quarto d'ora dalla fine, mentre il Chions è in svantaggio in casa per 2-1 contro il Campo d'Arsego. Dunque vi ripeto soltanto i parziali: a 15 minuti dal termine Chianis Muzzane Cartigliano 2-0, a Chions Campo d'Arsego Chions 2-1, a Feltre Montebelluna Union Feltre 2-1, Arzignano Gode 2-0, poi c'è il Mestre che sta vincendo per 3-1 in casa della Union Clodiese, il Trento sta vincendo in casa 4-1 con la Luparense e, come detto, la Manzanese è in vantaggio a Belluno per 2-0. Mancano, ripeto, un quarto d'ora circa alla fine delle partite e vi daremo comunque i risultati poi intorno alle 17:30, anzi alle 18 nel corso di linea sera vi daremo gli aggiornamenti per quanto riguarda insomma i risultati finali della Serie D e chiaramente altre notizie di cronaca. Cosa dire? 16:31 minuti per chi ci guarda in diretta, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e appuntamento a più tardi. Gli aggiornamenti chiaramente nel corso della giornata attraverso il nostro sito www.friulitv.net e attraverso le nostre pagine social a noi collegate. E dalla sinistra, anzi dalla destra tagliamento, perché oggi siamo a Zoppola, domani torneremo nei nostri territori dove c'è la nostra sede ufficiale, lasciamo questa 3 giorni fatta qui a Pordenone, ci torneremo a riprendere la provincia di Udine per aggiornamenti direttamente da quel di San Giovanni a Natisona, ma da oggi da Zoppola per il momento è tutto, linea alla rete e buona prosecuzione di giornata a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.